Nuorese è prima in classifica, sta dominando il campionato, il pubblico diciamo che non risponde come ci si potrebbe aspettare. Sì, è sempre il solito tassello negativo che ci lascia veramente un dispiacere grande grande perché stiamo lavorando bene, c'è la squadra, abbiamo ricreato qualcosa di positivo. L'unica cosa forse positiva che in questo momento si porta avanti questa città, questa triste città, io sotto questo punto di vista sono molto dispiaciuto perché qui cambiano veramente le cose, non c'è neanche più il piacere da parte mia di continuare questa avventura anche per il prossimo anno a Nuoro. Sì che spero che questo finale di campionato sia completamente diverso perché vedere 200 persone over 65 qui allo stadio, abbandonato completamente dalla gioventù dei ragazzi nuoresi, per me che si è fatto uno sforzo che si porta avanti da 2 anni molto importante e non è piacevole. Speriamo che ci sia qualcosa, che qualcosa cambi, se si vuole veramente credere non solo sul campo di portare questa squadra ad alti livelli, perché sennò io sono pronto a lasciare. Un gol importante di testa che ha chiuso la partita di fatto. Sì, non mi era mai capitato sinceramente, quindi è una bella, una bella soddisfazione. No, era importante vincere. Abbiamo capito che quando noi programmiamo bene la partita e non sbagliamo l'approccio alla gara, possiamo anche vincere tutte le partite, perché la cosa importante è proprio scendere in campo con la concentrazione giusta. Sarà una corsa a due, Portogallo-Nuorese fino alla fine, mancano 8 gare, insomma questa è la coppia regina di questo campionato. Beh sì, ma si sapeva forse anche dall'inizio. Penso che siano le due squadre che stanno dimostrando di poter stare lassù. Noi speriamo di continuare così, di portare a casa questa vittoria di un campionato che sarebbe importante soprattutto per la città.